Ci siamo, sta per iniziare la quarta edizione di Miss Venice Beach, alle spalle le ragazze dell'edizione 2013 che tra poco perderanno il loro titolo, ma ancora per tutta l'estate ragazze ve lo lasciamo. Anche quest'anno tantissime novità, abbiamo riproposto l'Hairstyle Show in passerella. Cosa significa? Significa 7 parrucchieri che con l'abilità delle mani e con la loro creatività dovranno interpretare degli stili di moda e di tendenza che ogni volta in ogni tappa diversa noi andremo a dare. Nello stesso tempo anche le ragazze dovranno interpretare con i loro abiti, con il loro modo di essere, il tema che è stato dato. Super novità di quest'anno, la sfida fotografica. Cosa significa? 1 o 2 fotografi in ogni tappa. Dovranno scattare, cogliere l'attimo fuggente, le particolarità di tutte le nostre miss della serata, perché poi dovranno scegliere solo una di tutte le foto che pubblicheremo e sarà messa al voto con like su Facebook. La foto più votata di ogni settimana andrà in finale. Alla fine di tutto il nostro percorso, di tutto il nostro concorso, ne vincerà uno solo, ne resterà soltanto uno che farà il calendario 2015 con tutte le nostre miss. Purtroppo devo lasciare la corona, ma ho saputo che il concorso termina qua, mi dispiace, qui è finito, non si va più avanti. No, comunque è stata una bellissima esperienza, il concorso bellissimo, le ragazze anche spettacolari, tutto lo staff, ringrazio tutti quanti, Elisa Bagordo, Beggy, tutti. Come ti sei trovata ad affrontare queste nuove esperienze? Inizialmente mi sono sentita un po' impaurita, era il mio primo shooting fotografico per un calendario, poi nell'ambiente del Danieli è stato molto bello, ho vinto un po' la mia paura, la timidezza davanti alla telecamera e ringrazio tanto voi del concorso che mi avete offerto questa possibilità. Elena, sei una tra le ragazze che hanno vinto nella scorsa edizione, una tra le più giovani. Come hai vissuto questa esperienza e che cosa ti ha lasciato? Allora, prima di tutto sono stata molto contenta di vincere comunque una delle tappe, nonostante io sia piccola rispetto alle altre. È stata un'esperienza bellissima perché mi ha dato molte opportunità sia per quanto riguarda il lavoro che comunque vincere la timidezza che alla mia età è normale avere. E ringrazio tutti soprattutto per tutte le occasioni che mi sono state date da questo concorso e ringrazio le ragazze che sono state molto disponibili e anche tutto lo staff. Oltre al sito, dall'anno scorso è stata realizzata un'app, quindi un'applicazione che potete scaricare gratuitamente da Google sul vostro cellulare per seguire tutte le nostre serate, le nostre miss. E anche tu vota la tua miss preferita per aiutarla ad arrivare in finale. Ci vediamo, ciao!